Era salito in gondola con dei secchi che aveva vuotato nelle acque del Canal Grande. All'interno un pigmento, la fluoresceina sodica, con tanto di documentazione per garantirne l'assenza di tossicità per il delicato habitat lagunare. Era il 19 giugno 1968, 55 anni fa, quando Nicolás García Uriburu, artista argentino, esponente della land art, realizzò questa performance non autorizzata mentre era in corso la 34esima edizione della Biennale d'Arte di Venezia. Queste immagini dell'epoca sono tratte dal sito del Ministerio de Cultura della Nación argentino. Acque fluorescenti per portare alla ribalta internazionale l'urgenza della questione climatica. Questo è l'intento di Nicolás García Uriburu, che dopo Venezia applicò il trattamento varie volte a Parigi nel 1972 nelle fontane del Trocadero e poi nelle acque dell'East River a New York e del Tamigi a Londra, tra gli altri. Nicolás García Uriburu è morto nel 2016, ma il ricordo della performance sessantottina potrebbe aver ispirato l'ignota mano che ha agito domenica a Venezia.